tutto bene? Avete ucciso un leone al giorno? A volte anche due, no? Gloria a Dio. Ma sai cos'è l'importante di tutto questo? La cosa più importante di tutto questo è che noi non affrontiamo niente da soli, perché il Signore Gesù ha detto che Lui sarebbe al nostro fianco ogni giorno e Lui è fedele alle sue promesse. Quando Lui promette, Lui compie, Lui porta a compimento. Amen. Lodato sia il Signore per un'altra opportunità che noi abbiamo di stare qui nella sua presenza. E volevo invitarvi ad aprire la vostra Bibbia in Salmi 133. È un salmo un po' lunghetto, ma noi leggeremo tutti quanti. «133». Possiamo leggerlo insieme? Amen, ci siamo? E Davide scrive così: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano è come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aarone, che scende fino all'orno dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che ti sia la benedizione e la vita in eterno. Amen. Oh, quanto è bello e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Lo scopo della morte di Gesù era anche per questo. Lui è morto per salvarci. Lui ha dato la sua vita nella croce, ha versato il suo sangue per cancellare i nostri peccati. Il peccato non ha più dominio sulla nostra vita. Amen. Siamo stati liberati, gloria a Dio, alleluia. No? Ma la morte sua è stata anche per creare un corpo. Per creare un corpo del quale Lui è la testa. E noi siamo questo corpo. Guarda la persona che è a fianco a te, guarda negli occhi e di a lei: tu non sei chiesa. D'altra parte, tu non sei chiesa. Adesso prendi la mano della persona che è a fianco a te, alza così e diciamo insieme: noi siamo chiesa, noi siamo il corpo di Cristo. Alleluia. Noi siamo la comunione dei santi nella terra. Noi facciamo parte della Chiesa universale, no? Ci sono tanti membri del corpo di Cristo. Noi siamo magari una gamba qua, una gamba là e così via, ma noi facciamo parte di un stesso corpo. E Gesù Cristo è morto anche per questo. Ed è piacevole a Lui che i fratelli vivano insieme. Allora, quando noi abbiamo questi momenti di raduno qua, che noi ci riuniamo per lodare, per adorare il Signore, no? Io penso che il cuore di Gesù batte più forte, perché Lui dice: wow, il mio popolo è riunito, i miei figli sono riuniti, si sono trovati, si sono radunati per adorare il mio nome. E questo è meraviglioso. Non è Lui che ne ha bisogno della nostra adorazione. Lui non ha problema di autostima, che noi dobbiamo stare lì a dire: oh Signore, tu sei santo, tu sei bello, oh che bene che mi fa questo. No, Lui proprio non ne ha bisogno. Lui è Dio, il grande io sono. Lui è perché Lui è indipendente, autosufficiente, autoesistente. Noi non capiamo proprio quasi nulla di Lui. Lui è molto più grande di quello che noi possiamo immaginare. Siamo noi che abbiamo bisogno della sua presenza, siamo noi che abbiamo bisogno della sua potenza lavorando nella nostra vita, siamo noi che siamo dipendenti da Lui. No, mi ricordo che domenica scorsa abbiamo detto che Lui dice che senza di me non potete fare nulla, no? Ma Lui non è che Lui è prepotente. Lui sta dicendo: no, è una constatazione, ragazzi, voi non potete vivere senza di me. Perché? Perché noi siamo dipendenti da Lui.
E questi momenti che noi siamo radunati nella sua presenza, Lui si rallegra. Lui si rallegra. Allora io ti invito a dimenticare di tutti i problemi, a dimenticare di tutto quello che possa essere una distrazione nella tua mente. Butta via nel nome di Gesù, lascia i problemi nelle mani del Signore, lascia la tua malattia nelle mani del Signore, lascia la mancanza di soldi nelle mani del Signore, lascia tutto nelle sue mani. Non state ansiosi per niente. E dedicate questo tempo per lodare e adorare il Signore intensamente, con tutto il cuore, con tutta la vostra anima, con tutto il vostro intendimento, con determinazione, una lode ragionevole che parte dal profondo del cuore per toccare il cuore del Padre. Fermiamo i cieli questa mattina. Fermiamo i cieli questa mattina. Caro Padre, noi glorifichiamo il tuo nome, Signore. Adoriamo il tuo nome per quello che sei. Noi ti glorifichiamo, Signore, per l'opportunità che noi abbiamo di avere una chiesa, di avere un posto dove possiamo trovarci per adorare il tuo nome. Glorifichiamo, Signore, per tutto quello che tu ci hai dato qui, Signore, per ogni sedia, Signore, per l'impianto, per tutto quello che ci hai dato. Ma noi vogliamo glorificarti soprattutto, Signore, per la vita di ognuno che tu hai portato qui stamattina. E noi vogliamo unirci ad una sola voce, nello stesso spirito, Signore, per lodare, per alzare la nostra voce, Signore, per adorare il tuo nome, dichiarare, Signore, che su di noi, sulla nostra vita, su questa chiesa, tu sei Dio e non esiste nessun altro, Signore, che sia pari a te. Solo tu sei degno di tutta la lode, di tutta la gloria, di tutto l'onore. Allora vieni, Signore, prendi il tuo posto, siediti sul trono. Padre, noi intronisiamo te stamattina e noi vogliamo, Signore, che il tuo cuore sia toccato per la nostra adorazione, che tu ci possa guardare e trovare in noi i veri adoratori, Signore, che tu ricerchi, che ti adorano in spirito e in verità. Allora, Signore, riceve, perché la tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti loda, Signore, per tutto quello che tu fai e per tutto quello che tu sei. Alleluia. Amen. Lodiamo il Signore.
quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorano insieme, amen. Siamo nella gioia e noi lodiamo il nostro Dio insieme, come chiese, come corpo, amen. Alleluia! Dio è l'agnello
Gloria a Dio. Amen. Potete accomodarvi per favore? Amen. Gloria a Dio. Lodato sia il nome del Signore. Ieri noi siamo stati a un evento Ropeful Love, no? Che è organizzato ogni anno dalla Ropeful Music, e noi abbiamo avuto l'onore di ricevere qui, no, Angelo ci ha chiesto di ricevere qui stamattina Camilla, vieni. Camilla è stata lì ieri con tutti i cantanti della Hopeful Music, si è presentata anche lei lì, no? E oggi lei è venuta e condividerà con noi anche un po' della sua testimonianza di quello che Dio ha fatto nella sua vita, e loderà il Signore con noi. Amen. Allora riceviamo lei con un altro applauso per il Signore Gesù. Pace a tutti, è un onore grande per me essere qua in questa comunità, davvero un piacere e una gioia stare alla presenza del Signore con voi e con questa coppia meravigliosa che avete, veramente unta e scelta dal Signore. Vorrei iniziare facendo una preghiera. Gloria a te, Signore. Padre eccelso, vengo a te davanti al tuo trono nel nome di Gesù, oh Padre. Ci prostiamo con riverenza davanti a te, alla tua maestà, oh Padre. Grazie per come ti sei rivelato a noi, peccatori. Grazie per come ci hai scelto, ci hai predestinati a una gloria eterna, una gloria meravigliosa, Signore. Grazie perché tramite il tuo sangue, oh Padre, tu ci hai purificati, ci hai liberato dalle catene del peccato, Signore. Grazie per come ci dai la possibilità di essere liberi, oh Padre, per come possiamo accostarci a te, perché la cortina del Tempio è stata spezzata, Signore. Possiamo accedere al luogo santissimo senza fare sacrifici animali, oh Padre. Non siamo degni, oh Padre, di parlarti, di pregare, Signore, ma lo vogliamo fare con tutto il cuore, Signore. Aiutaci, oh Padre, vienici in sostegno nel parlare, nell'accostarci a te con il tuo Santo Spirito, Signore, oh Padre. Perdona le mie colpe, le mie iniquità, lavami ancora con il tuo sangue, Signore. Usati di me, Signore, per la tua gloria. Fai prosperare questa Chiesa, Signore, nelle loro richieste di preghiera, in ogni cosa che stanno aspettando, Signore. Fai arrivare presto la tua risposta, Signore. Benedici la coppia, oh Padre, che guida questa comunità. Nel nome di Gesù ti ho pregato, amen. Bene, io mi chiamo Camilla, in arte Icam, che è semplicemente l'anagramma di Cami, e la mia storia inizia con quella dei miei genitori. Mia madre è sempre stata una donna fervente e integra, e una volta sposata ha cercato di avere dei figli e aveva un desiderio forte di essere mamma, però purtroppo ha subito 3 aborti extrauterini e la fede in questi momenti vacilla, è messa a dura prova, e allora le sconsigliarono di proseguire con eventuali gravidanze. Lei scelse la strada dell'adozione. Ebbe un sogno di una bambina bionda che la chiamava e diceva: mamma, vienimi a prendere, ti sto aspettando, quando vieni? E dopo 4 anni, dopo vari test, dopo vari processi che si devono fare per l'adozione, uscì questa offerta in Polonia, e appena mi vide in orfanotrofio disse: ma lei è la bambina del sogno, io già la conosco. E io andai correndo verso di loro, e loro mi portarono in Italia e mi diedero tutto l'amore del mondo e mi insegnarono sempre le vie del Signore, e questa è una cosa importantissima perché insegna la via del Signore al fanciullo e lui se ne ricorderà fino in età avanzata. Prima di continuare vorrei cantare per voi un pezzo che si chiama Promesse e parla delle promesse che il Signore ci fa, che sono promesse veritieri, stabili, non come le facciamo noi. A volte promettiamo tanto ma non riusciamo a nemmeno ricordarci quello che abbiamo promesso. In Isaia 54, versetto 10 c'è scritto: anche se i monti si allontanassero ed i colli vacillassero, non si allontanerà da te il mio amore, né vacillerà la mia alleanza di pace, dice il Signore, che ti usa a misericordia.
In Salmo 34, 19 leggiamo: il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. E in Romani 8, 38, 39: io sono infatti persuaso che né morte né vita potrà mai separarci dall'amore di Dio. Queste promesse. Chiamata quando pensavo di morire, il mio cuore affranto, ma non è la fine. Una rosa cade e non ha più le spine per non farmi male. Mi hai dato te. Mi hai dato te. E se i monti potessero tutti fuggire, anche se i colli potessero adesso sparire, il tuo amore no, il tuo amore. Ed ogni lingua contro me cadrà e la morte non mi abbraccerà. La tua mano è su di me, io non temerò. La tua mano è su di me, io non temerò. Pregare non so farlo, ti sento qui vicino, insegnami a farlo con il tuo respiro. Quando guardo il cielo e vedo la tua mano, con la stessa mano hai fatto me. Hai fatto me. Guidami, senza te non riesco, guardami, segui ogni mio passo, salvami, tu sei l'unico Dio, ho bisogno di te. Guidami, senza te non riesco, guardami, segui ogni mio passo, salvami, tu sei l'unico Dio, parlami, ho bisogno di te. Gloria a Dio. Perdonatemi che sono un po' emozionata, penso si veda e si percepisca. Continuando con la storia, purtroppo la vita è fatta di cose inaspettate. Mi viene da pensare il gioco alla scala 40. Avete presente questo gioco che tu ti fai i mazzetti, no? Per arrivare a 40 e poi scendere, scartare la carta e hai finito, hai vinto. Però poi alla vita gli capita un jolly inaspettato e te rimani con una carta in mano e non sai dove attaccarla. Bene, molto spesso le cose che accadono nella vita non hanno una spiegazione, però sappiamo che Dio è sovrano sopra ogni cosa. Dall'età di 4 anni fino ai 6 anni ho subito di abusi sessuali da parte di mio nonno e lui l'ha messa come una dinamica giusta
E a quell'età una bambina si fida ciecamente dell'adulto, specialmente se è un adulto in famiglia. Quindi non ho mai messo in discussione tutto questo. Però capite bene che va a creare delle lacerazioni a livello psicologico, mentale, nella sfera sessuale. E quando mi accorsi che non era la giusta dinamica da avere con un nonno, mi crollò un po' il mondo addosso. E da quel momento iniziai a essere una bambina molto ribelle, iniziai a fumare le sigarette, andare alle feste, andare ai rave, e mi feci di canne. E diciamo che non sentivo che potessi essere capita da qualcuno della Chiesa, perché nessuno aveva vissuto quello che avevo vissuto io, nessuno aveva sofferto come avevo sofferto io. Ma se ci pensate bene, questa è una forma di orgoglio, perché non possiamo pretendere che le persone possano capire appieno quello che abbiamo vissuto se non lo hanno vissuto. Non possiamo rimanere chiusi in questa mentalità da vittima, perché ci esclude dagli altri, ci fa attaccare gli altri, ce li fa allontanare. Non permettiamo neanche più a una persona di capirci oppure di aprirci, perché tanto diamo per scontato: no, quella non mi potrà mai capire, non sanno cosa ho passato io. E io vi dico che una volta che sei in quella dinamica, l'unico modo per uscirne è il perdono, è riuscire a riconciliarsi con se stessi, perché quella persona tanto non pensa a te, non pensa al male che ti ha fatto, però tu ogni volta ti tieni un macigno dentro che te lo porti come una catena e ti porti tutto quello che hai vissuto. Però la Bibbia ci dice che dobbiamo perdonare per essere perdonati. Non significa necessariamente riconciliarsi, perché quello sarebbe quasi una cosa da masochisti, perché a volte le persone che ci hanno ferito non vogliono. Però poter perdonare, poter scegliere di perdonare, poter scegliere di amare, di liberarsi da questo macigno è possibile. E quindi, andando a un campeggio, però, sentii per la prima volta la presenza di Dio e decisi di fare un patto in acqua. A 19 anni mi battezzai e decisi di partire per il Belgio a studiare una scuola biblica. Purtroppo quando ero lì ho subito un incidente di bicicletta e mi hanno dovuto operare e ero da sola perché era scoppiato il Covid e non potevo raggiungere i miei genitori, loro non potevano raggiungere me, e quindi in quella situazione di sofferenza persi la fede, misi in dubbio Dio un'altra volta e decisi di andarmene. Non credevo più a questo Dio che mi aveva fatto soffrire così. E quando lasciamo Dio, come il figlio il prodigo, diciamo: dammi tutta l'eredità, non me ne interessa più niente, voglio andare e voglio fare la mia vita. La Bibbia dice che vengono 7 spiriti più forti e vogliono prendere il posto della casa pulita che è stata spazzata. E quindi i freni inibitori che avevo prima me li tolsi. E Bruxelles è una città molto liberale e ti offre tutto quello che vuoi, qualsiasi droga, qualsiasi svago, qualsiasi piacere. E quindi provai tutto: cocaina, chetaimina, le paste, catch, e andavo alle feste, cercavo di anestetizzare il dolore, cercavo in qualche modo di smettere di sentire quella depressione, quel peso che avevo. Però queste sono cose altamente nocive che non portano a nulla, e specialmente adesso nei giovani c'è una presenza troppo numerosa di queste sostanze. Però sappiamo che non è solo un comportamento di passaggio, ma dimostrano come studi scientifici possono avere conseguenze profonde sul cervello, sulla salute mentale e sulla vita sociale, specialmente i ragazzi giovani. Anche una canna non è vero che non ha conseguenze. Ha conseguenze, ti porta a paranoia, ti porta a attacchi di panico, ti porta a mancanza di autostima. L'uso precoce di sostanze aumenta il rischio di dipendenza cronica. Il cervello giovane è più sensibile agli effetti neurotossici delle droghe. Si osservano alterazioni nei circuiti della ricompensa e del controllo degli impulsi. Si ha riduzione della materia grigia, alterazioni della materia bianca, peggioramento di memoria, attenzione
e capacità decisionali. E dal punto di vista psicologico c'è impulsività, depressione, comportamenti aggressivi, sintomi psicotici, soprattutto con cannabis ad alto dosaggio. Ma anche l'alcol porta a disturbi dell'umore, disturbi anche in età adulta, depressione, suicidio, aggressività. E l'uso combinato di più sostanze amplifica tutti questi danni psicologici. C'è un episodio nella Bibbia che ci fa capire come anche l'alcol, che è socialmente accettato, ma è una droga tanto nociva quanto le altre e che ti può far portare delle scelte sbagliate che non avresti mai fatto. Penso tutti voi ricordate l'episodio, quello di Lot, nipote di Abramo. Dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra, Lot si rifugia in una caverna con le sue figlie, in quella situazione si ubriaca, perde completamente il controllo di sé e giace con le figlie senza rendersene conto. E questo episodio non giustifica il peccato, ma mostra con estrema chiarezza cosa produce l'ubriachezza: perdita di lucidità, annullamento del discernimento morale, conseguenze gravissime e irreversibili. La Bibbia ci chiama ad essere sobri. C'è un leone ruggente che non si stanca mai, che non dorme, che non perde tempo, ma che ha come unico obiettivo di distruggerci, divorarci, farci il più male possibile. Vuole colpire Dio. Noi siamo la pupilla degli occhi di Dio, siamo la cosa più preziosa. E Lui, tutto quello che potrebbe fare è spararci, farci sentire esclusi, farci sentire bigotti, farci sentire pazzi. Lui lo fa. Ma la Bibbia dice in Efesini 5,18: non ubriacatevi di vino, nel quale c'è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. In 1 Pietro 5,8: siate sobri, vegliate. E in 1 Corinzi 6,12: tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Io non mi lascerò dominare da nulla. Io parlo soprattutto ai ragazzi: da cosa ti stai facendo dominare? Vieni qua in chiesa la domenica, poi il sabato cosa fai? Non compromettere la tua gioventù, non li buttare quegli anni, sono i migliori anni che Dio ti dà. Mettili al servizio di Dio, senti la chiamata che Dio ti sta facendo dalla tua vita, metti il tuo talento al suo servizio, parla ai tuoi compagni di Dio, sperimenta nella tua vita quanto Gesù è buono, quanto è meraviglioso, quanto è rivoluzionario, ama i tuoi nemici, perdona, dai l'altra guancia. E l'uomo è chiamato a essere vigile, libero e padrone di sé. E quindi, quasi terminato, in questa situazione in cui mi trovavo, i miei genitori mi avevano lasciato in un modo e torno in un altro. Avevo i capelli completamente rasati, mi ero fatta tutti i tatuaggi, fumavo e decisi comunque di ritornare in Italia, e però andai a vivere da sola. E una sera in camera Dio mi venne a parlare, ebbi una visione del trono di Dio e Dio mi aprì gli occhi e vidi la sua onnipotenza, la sua maestà, e vidi quanto io avevo sbagliato, vidi il mio peccato, la mia mancanza nei suoi confronti, ma come Lui mi stava chiamando. E presi la Bibbia, la aprì e Dio mi parlò con Isaia 1. Versetto 2. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. E più avanti. Versetto 7. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri, sotto i vostri occhi. Tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari. E al versetto 16: lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero
rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e ora invece è un covo di assassini. Quando lessi questo capitolo, il Signore mi parlò chiaramente. Ero una città fedele, però ero diventata un covo di prostituzione spirituale. Il diavolo si stava prendendo gioco di me, stava rovinando la mia vita con la depressione. Però il Signore con amore mi ha detto: anche se i vostri peccati fossero rossi come scarlatto, io vi purificherò, vi metterò le mani addosso, e allora sarete di nuovo una città fedele e giusta. Quale amore? Un amore immeritato che il Signore ci dà senza niente in cambio. Se siamo disposti a ubbidire, la scelta che mi stava dando in quel momento il Signore, come un ultimatum: se sei disposto a ubbidire, a seguire la mia legge, i miei precetti, i miei statuti che faranno del bene alla tua vita, alla tua anima, allora vedrai i frutti. Gloria a Dio. E adesso vorrei cantarvi questo pezzo che si chiama 139, che parla del Salmo 139. Dio, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza? Tu mi conosci, sai se mi siedo e da lontano sai il mio pensiero. Tu mi circondi con la tua mano, io non apro bocca, basta ciò che dico. Mi hai fatto in un modo stupendo ed io non potrei mai capire te. Mi hai fatto in un modo stupendo ed io non potrei mai capire, Padre. Tutto ciò che ho è per te, oh Padre. Porci il tuo orecchio a me. So che mi guardi e poi sorridi, mi hai conquistata coi tuoi pensieri, non meritavo nulla, ma tu mi hai amata, non meritavo nulla, ma tu mi hai amata. Se non ho più forze in me, io ti loderò. Se non saprò più perché, io a te canterò. Se non ho più forze in me, io ti loderò. Se non saprò più perché, io a te canterò, Padre. Tutto ciò che ho è per te, oh Padre. Porci il tuo orecchio a me.
Gloria a Dio. Voglio concludere dicendovi: non rimanete nel compromesso. Se c'è del peccato nella vostra vita, anche peccato che non è esplicito come quello di cui ho parlato io, mi raccomando, toglietelo. Non piace a Dio. Noi dobbiamo essere santi. Dio ci chiama a perfezione. Non possiamo essere perfetti senza lo Spirito Santo, ma dobbiamo ubbidire. C'è una scelta da fare. Da quando il Signore mi ha chiamato è stata dura lasciare le sigarette, l'alcol. Io pregavo: Signore, ma toglimi le sigarette, ma il Signore mi ha detto: ma devi toglierle tu le sigarette. Io non ti posso togliere la sigaretta quando l'accendi in mano, non posso. Io lascio il libero arbitrio. Ubbidiamo al Signore, seguiamolo. Può sembrare difficile, all'inizio il peccato non si vuole staccare, è attaccato, ma una volta che lo togli e vedi la benedizione di Dio, seguendo la parola di Dio, sei grato e non vuoi più tornare indietro. Grazie. Amém. Glória a Dio. Glória a Dio. Questo che Camilla ha detto è una cosa molto importante. Perché a volte noi abbiamo dei vizi, abbiamo le nostre dipendenze e noi ci mettiamo a pregare: ah, Signore, togli questo, Signore, togli questo, Signore, togli questo. E Dio non toglierà. Smettere di fumare, smettere di bere, smettere con i nostri vizi, questa è una decisione. Il Signore agirà nella tua decisione dandoti forza per reagire, ma Lui non toglierà. Perché? Perché la nostra carne è malvagia. Paolo ha detto che lui smurrava, come si dice questo in italiano, non so, no? Che lui si sbatteva addosso lottando contro la sua carne, perché quello che lui voleva fare, questo lui non faceva, e quello che non voleva fare, questo lui faceva. Allora noi avremo sempre questa lotta contro la nostra carne. Ci sarà sempre questa lotta. Allora pregare chiedendo che il Signore tolga la volontà di peccare, non esiste questo. Noi dobbiamo lottare contro il peccato sempre. Ci sarà sempre questa lotta contro il peccato. Perché? Perché la nostra carne tirerà verso il peccato. Ma noi resistiamo nel nome di Gesù e Lui ci dà forza per resistere e per vincere il peccato, no? Perché la parola dice che il peccato non ha più dominio su di noi. Non siamo più dominati dal peccato. Allora è una decisione. Tu fumi, non fumerò più e il Signore ti aiuterà. Tu bevi, non berrò più e il Signore ti aiuterà. È una decisione, è una decisione. È una questione di testimonianza. Amen. Nello stesso spirito, metti la mano in tasca, tira fuori il tuo portafoglio, no? Perché anche questa è un'adorazione al Signore. Prendi la tua decima, la tua offerta e consacriamo al Signore quello che noi abbiamo pensato, che abbiamo separato, che abbiamo messo da parte, che abbiamo detto: Signore, domenica porto questo, no? Perché è questo che la parola ci insegna, no? Io sono fedele perché io credo nella tua parola che non mi mancherà mai nulla e tutto quanto, no? E allora con fede prendi la tua decima, la tua offerta in mano e consacriamo al Signore, no? Dichiarando che Lui è Dio anche sulle nostre finanze e che noi non serviamo a due signori, serviamo soltanto a Lui. Amen. E Lui regna sulla nostra vita. Preghiamo. Caro Padre, noi consacriamo a Te le nostre decime, le nostre offerte, Signore, una piccola parte di quello che Tu ci dai ogni giorno, Signore. Noi glorifichiamo il Tuo nome per la Tua bontà, per la Tua fedeltà, Signore, perché non ci è mai mancato nulla e noi sappiamo che domani non sarà diverso, perché
tu lavori per noi mentre noi dormiamo, tu vedi e provvedi ognuno dei nostri bisogni, tu sei un Dio fedele che compie le tue promesse. La tua parola dice di te stesso: fedele è colui che ha promesso, e noi crediamo in questo, noi crediamo, Signore, e sappiamo che quello che noi diamo, Signore, quello che noi riportiamo indietro nella tua Chiesa non ci mancherà. Non ci mancherà, anche è una dimostrazione della nostra dipendenza totale da te, sapendo che tu agirai in ogni area della nostra vita, benedicendo, Signore, e dandoci al di sopra di quello che noi chiediamo o pensiamo. Noi crediamo in te, Signore, e non siamo dominati dalle nostre finanze. Noi serviamo te e tu sei al primo posto nella nostra vita. Noi preghiamo così, Padre, e portiamo, Signore, una piccola parte di quello che tu ci hai dato. Noi preghiamo anche per quelli che sono in difficoltà finanziarie, Signore, per quelli che stanno cercando lavoro, per quelli che hanno problemi, Signore. Noi chiediamo, Padre, vieni, Signore, la tua parola ci insegna che noi dobbiamo far conosciute da te, Signore, tutti i nostri problemi in preghiere e suppliche, Signore. Allora noi portiamo davanti a te la problematica dei tuoi figli. Allora, Padre, noi ti chiediamo per la tua infinita misericordia che tu ti possa alzare e benedire la vita dei tuoi figli, in modo che tutti abbiano, Signore, per contribuire alla tua Chiesa. Nel nome di Gesù noi preghiamo così. Amen. Potete uscire dal vostro posto, mettere qui con gioia nel cuore, no? Mentre noi continuiamo ad adorare il Signore. È geloso di me, il suo amore è come un uragano, e mi arrendo al vento della sua misericordia. E poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo solo la gloria, e vedo quanto meraviglioso Lui è e quanto ci tiene a me. Oh, Egli mi amò, oh, Egli mi ama, Egli mi amò. Oh, Egli mi amò, oh, Egli mi ama, Egli mi amò. Cantiamo, è geloso di me. È geloso di me, il suo amore è come un uragano, E io e mi arrendo al vento della sua misericordia. E poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo solo la gloria, e vedo quanto meraviglioso Lui è e quanto ci tiene a me. Oh, Egli mi amò, oh, Egli mi ama, Egli mi amò. Oh, Egli mi amò,
ricompensa, il suo sguardo di grazia ci porta alla salvezza. Se la grazia è un oceano, stiamo annegando. Il cielo invade la terra come un bacio appassionato, il mio cuore scalda forte nel mio petto accelerato. Non perderò più tempo con risentimenti quando penso che Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, mi ama. Ci porta alla salvezza. Se la grazia è un oceano, stiamo annegando. Il cielo invade la terra come un bacio appassionato, il cuore scalda forte nel mio petto accelerato. Non perderò più tempo con risentimenti quando penso ogni muro che crolla davanti a me. Tu non mi hai deluso mai. L'attesa finirà, la battaglia hai vinto già. Tu non mi hai deluso mai. La tua promessa è eterna, grande è la tua fedeltà. Sono sicuro in te, questa è la mia certezza, non mi hai deluso mai. La notte passerà, la notte passerà, tutto si compierà, tutto si compierà, ed il mio cuore ti loderà.
Signore, a te, Signore, soltanto a te sia la lode di questa chiesa, sia la gloria, Signore, a te, soltanto a te, soltanto il tuo nome è innalzato in questo altare, Signore, soltanto te sei il Dio di questa chiesa, soltanto te, Signore, sei il Signore e Salvatore di questo popolo. Questa chiesa proclama il tuo nome, Gesù, Signore dei Signori, Re dei Re. Alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia. Alleluia. Santo è il tuo nome, Signore. Grande è la tua fedeltà. Grande è la tua bontà, Signore, la tua maestà, Signore. E noi ti loderemo, Signore. Noi ti loderemo, Signore. Ti ho visto muovere le montagne e credo che lo farai ancora. Apristi strada per le strade dove non c'era e credo che lo farai ancora. Lo farai ancora. Lo farai ancora, Signore. Alleluia, amen. Amen. Buongiorno, fratelli, pace sia con voi, amen. Potete accomodarvi, amen. E oggi vorrei fare una cosa diversa velocemente. Prima di iniziare volevo invitare il pastore Daniel qui e invitare tutti i nostri bambini. Lì a Vicenza i bambini non vanno alla scuola biblica prima che il pastore preghi per loro, no? Loro rimangono tutti lì fermi, no? E quando Daniel prende la parola loro dicono: pastore, prega per noi, no? E allora oggi io ho questo desiderio, no? Volevo invitare tutti i bambini, tutti i ragazzini qui davanti, amen? I bambini, i ragazzini, e noi pregheremo per voi, amen? Dai, veloci, 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 che oggi abbiamo tanto da parlare qui. Wow! La mia pentecostale è sempre qua, non è la prima. Elia! Alleluia! Vedete, fratelli, quanti bambini belli, quanti ragazzini belli che stanno diventando ragazzi, no? Gloria a Dio per questo. Le maestre possono venire, possono imporre le mani sui bambini, amen? In modo da benedire la loro vita. E io passo la parola al pastore che deve pregare per loro. No, prego io, fratelli, prego io, perché lui ha detto che lui vuole mettere le mani, imporre le mani sui bambini, amen? Preghiamo, dai, alzate la vostra mano, se volete stare seduti, ma potete anche mettervi in piedi, alzate la vostra mano e benedite, amen? La nostra generazione, quelli che domani saranno qui, no? A lodare il Signore se Gesù non torna prima, amen? Amen. Padre Santo, noi ti lodiamo, Signore. Perché, Signore, la tua parola dice che i figli sono un dono tuo, Signore. Allora, Signore, se tu ci stai dando, Signore, dei figli, è perché ci credi ancora in noi, ci credi capaci, Signore, di crescere loro. Signore, noi benediciamo la loro vita, Signore. Noi sappiamo, Signore, che ci sono tante informazioni in questo momento che loro subiscono, Signore, a scuola, con gli amici, a casa, Signore, nelle attività, Signore, che fanno, Signore, fuori scuola, Signore. Ma noi ti chiediamo nel nome di Gesù che il tuo Spirito Santo faccia da filtro, Signore, sui loro orecchi, Signore, che possa, Signore, scegliere cosa scenderà al cuore loro, Signore, cosa rimarrà, Signore, in mente, Signore, custodisci loro, Signore, proteggi, Signore, che loro possano sentirsi, Signore, felici, Signore, di essere cristiani, Signore, felici, Signore, di essere tuoi seguaci,
specialmente quelli che stanno crescendo, Signore, che possono, Signore, avere la certezza, Signore, che va bene essere diverso, Signore, che va bene, Signore, credere. Dà, Signore, al loro cuore, Signore, accresce la loro fede, Signore, i nostri ragazzini, Signore, che loro possano, Signore, avere il loro cuore, Signore, infiammato, Signore, dalla Tua presenza, desideroso dalla Tua presenza, che possano avere delle esperienze con Te, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Alza amici a loro, Signore, amici che Ti amano, Signore, in modo, Signore, da poter aiutare loro anche, Signore. Nel nome di Gesù noi benediciamo le maestre, benediciamo, Signore, tutto quello che viene detto, insegnato, Signore, ministrato, Signore, lì in quella stanza, Signore, in quelle stanze, Signore. Benediciamo i genitori, Ti chiediamo saggezza, Signore, in modo che possano crescere, Signore, i loro figli nella Tua via, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete andare, Dio vi benedica. Amen. Amen, alleluia. Alleluia. Voglio ricordarvi sempre che la stanza della scuola domenicale, la stanza per i bambini, le maestre che sono lì non sono dei babysitter. Ok? La stanza non è fatta per tenere i vostri figli in modo che voi possiate guardare il culto con tranquillità. No? Noi abbiamo nel cuore il desiderio, la missione di crescere loro insegnando la parola di Dio. Quindi vengono preparate delle attività, vengono preparati degli studi ed è bene, genitori, che anche voi parlate a casa di questo con loro. Amen? Che possiamo anche incentivare loro e anche portare loro in chiesa, ok? Perché c'è un percorso che loro fanno e quindi se loro vengono una domenica sì, 3 domeniche no, loro rimangono indietro. E noi sappiamo che arriva una certa età, quando sono piccolini ok, ma quando stanno crescendo iniziano a sentirsi a disagio, no? È come un bambino quando manca tanto da scuola. Chi è genitore qua che ha già i bambini a scuola? Noi sappiamo, vero? Se manca un giorno, un'assenza, 2 assenze, 3 assenze, non vuole più andare a scuola. Perché? Perché deve arrivare a scuola, giustificare perché non è andato a scuola e così inizia, no? Questo è un dato di fatto, gli insegnanti ci parlano questo, ci insegnano questo, specialmente a noi brasiliani, che siamo dei genitori coccoloni, ok? Noi siamo conosciuti, io non so se lo sapevate di questo, ma noi a scuola siamo conosciuti come dei genitori coccoloni. Piove, li lasciamo a casa. Ha fatto uno starnuto, li lasciamo a casa. E quindi le insegnanti sanno già, la mamma è brasiliana, quindi guarda, sempre pieni di assenze, perché siamo questi, no? Teneroni così. E allora noi dobbiamo stare attenti e i professori, gli insegnanti ci parlano di questo. Guarda che se non vieni a scuola, dopo non vuole venire a scuola, no? E allora è la stessa cosa con la scuola biblica. Se non vengono, poi non vogliono più venire perché non sono più abituati, perché hanno perso, no, il giro di quello che stanno facendo. Io lo so che a volte non è facile svegliare gli adolescenti, no, alle 8 di mattina, la domenica. A volte non è facile svegliare i bambini piccoli e cambia pannolini, cambia questo, cambia quello per poter venire. A volte è tutta una corsa, ma questo è più facile di dopo dover riprendere loro, di vedere loro vivendo una vita che non è quella che il Signore ha scelto per loro. Amen? Finita la maestra, iniziamo con la nostra predica stamattina. Amen? Amen. Alcuni di voi avete già sentito questo messaggio, magari non vi ricordate che è stato già un po' di anni fa. E poi vi spiegherò, no, come mai io sto parlando di nuovo di questa cosa oggi, no? Ma io volevo parlare con voi su una stagione specifica della nostra vita, o su una stagione specifica, proprio la stagione, diciamo, naturale per la quale stiamo passando adesso.
Alcuni anni fa io ho iniziato un percorso con le donne e mi manca tanto. No, il nostro caffè tra amiche. No? Mi hanno boicottato ieri perché avevo fatto tutto, facciamo colazione. No, sto scherzando. Marco, ti perdono. No, sto scherzando. No. Allora ieri ero qua nell'Accademia, è stato un momento meraviglioso l'incontro, no, con Vicenza, Venezia e Verona. È stato meraviglioso, abbiamo parlato, no, io solo ascoltato, no, abbiamo solo ascoltato e parlato poco, ma abbiamo imparato di più dallo Spirito Santo, dai doni dello Spirito, è stato molto bello. Però con le donne noi abbiamo fatto un percorso che si chiamava processi e abbiamo fatto un po' di mesi, non so chi si ricorda di questi mesi che noi abbiamo parlato sui processi della nostra vita, no? E allora abbiamo parlato di tempi, abbiamo parlato di stagioni, la differenza tra i tempi e le stagioni, no? Perché il tempo è una cosa che può finire oppure no. Ok? È un tempo, ma la stagione passa. La stagione viene, va, poi torna, non è così. Non è che c'è stata estate in 2025, allora noi non ci aspettiamo l'estate per 2026. Ci sarà l'estate fra un po', amen? Ci siamo, amen? E allora le stagioni vanno e vengono, no? E abbiamo parlato un po', no, dell'importanza di conoscere Dio, di avere la presenza di Dio nelle situazioni della nostra vita, nelle stagioni della nostra vita, perché avere la consapevolezza di chi è Dio determina tutto nella nostra vita. Avere la consapevolezza, avere la sua presenza, no? Daniel pochi giorni fa ha detto una frase che mi ha colpito moltissimo. Lui ha detto: cos'è l'eternità? Chi si ricorda? Vi do una nuova chance. 2 settimane fa Pastore Daniel ha detto una frase che mi ha colpito moltissimo. Ha detto: cos'è l'eternità? L'eternità è conoscere Dio. Conoscere Dio, avere la sua presenza, camminare insieme a Lui, avere Lui insieme a noi. E questa cosa cambia tutto nella nostra vita. Cambia tutto, come noi passeremo per delle situazioni, come noi affronteremo tutto quello che noi dobbiamo affrontare. E ci sono delle volte che non sono poche cose che noi dobbiamo affrontare, no? Ci sono delle volte che le cose sembrano una successiva all'altra e a volte non è neanche successiva, a volte vengono tutti insieme, no? E noi dobbiamo comunque affrontare. Però qual è la differenza? Noi sì abbiamo le tribolazioni, ma se abbiamo il Signore le passiamo con più serenità. Io volevo invitarvi ad aprire la vostra Bibbia nel libro del profeta Daniele, capitolo 2. Noi leggeremo un versetto piccolo, un testo piccolo di solo 3 versetti. Io sono come Camilla oggi, sono molto emozionata. Camilla, sono qua che le mie mani tremano. Amen. Amen. Ci siamo? Daniele 2. Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con Lui. Chiudiamo gli occhi, amen. Signore, questa è la Tua parola. Signore, Tu sai, Signore, quello che Tu hai parlato al mio cuore, Signore. Tu sai, Signore, che noi siamo qui, Signore, vogliamo fare la Tua opera, vogliamo, Signore, parlare ciò che viene dal Tuo cuore. Allora, Signore, nel nome di Gesù, che sia il Tuo Spirito a parlare attraverso la mia vita, Signore. Che non possa, Signore, mai, poi mai, Signore, questo microfono essere usato da me per esprimere, Signore, un'opinione personale, Signore, per esprimere un giudizio, Signore. Nel nome di Gesù, usati di me, Signore, per la gloria e per l'onore del Tuo nome, Signore. Amen.
Amen, amen. Daniele dichiarò, no, che egli cambia i tempi e le stagioni. Quando Daniele ha fatto questa preghiera, non era stata una preghiera di risposta, no? Di una risposta che Dio aveva già dato, no? E lui stava lodando il Signore e lui ha detto: benedetto sia tu, sei tu, Signore, sia l'Eterno, no? Egli cambia i tempi, le stagioni, no? A lui appartiene l'intelligenza, la sapienza. Noi intelligentoni, sapientoni, che vogliamo sapere tutto, no? Noi dobbiamo capire un modo buono di vivere e essere consapevoli che è a lui che appartiene. Lui ce l'ha. Io non saprò mai tutto su di lui, ma oltre a questo io non saprò mai più di lui. Non sapremo mai più del Signore, perché a lui appartengono l'intelligenza e la potenza. E lì dice anche che lui svela le cose profonde, lui vede le cose che sono nascoste nelle tenebre e la luce abita con lui. Da qui e voglio che tutte le donne della stanza alzate la mano. Chi è donna qua? Da qui il Signore sta parlando con noi sulla nostra conferenza di quest'anno. Amen? No more shadows, non più ombre. No? Perché? Perché se noi camminiamo nella luce, noi saremo luce. Amen? Se noi abbiamo la luce in noi non cammineremo più nelle ombre, e anche se camminassimo nella valle dell'ombra della morte, non temeremo, perché siamo sostenuti dal Signore. Allora, donne, venite con me. Io lo so che il Signore farà delle cose meravigliose lì in Toscana, il 24, il 25 e 26 aprile. Noi saremo lì. Io vi dico una cosa: sforzatevi, se avete necessità, se avete bisogno, se avete qualche mancanza, potete parlare con noi, ma presentate questo davanti al Signore. Sforzatevi, venite all'incontro e io sono sicura che Lui non si farà, come dice, non si farà, noi non saremo frustrati, no? Nell'investire questo. Lui non ci sarà debitore della sua presenza, della sua grazia, dell'unzione fresca che vuole versare sulla nostra vita. Ieri eravamo lì a Limena, no? E Isabella, che è la moglie di Angela, mi ha detto: pastora, noi di Oldful siamo già in 5 donne che sveniamo, perché non vogliamo, io ho già detto alle ragazze, noi non possiamo perdere questa occasione, no? E io vi sto invitando, sforzatevi, il Signore sosterrà il vostro impegno, sosterrà il vostro desiderio nel nome di Gesù. Tornando al nostro tema, amen? Qui chiudo questa parentesi e tornando al nostro messaggio, no? Allora Daniele dichiara che Dio alterna i tempi e le stagioni, anche se noi leggiamo in Ecclesiastes, se volete aprire la vostra Bibbia, Ecclesiastes 3, 1 e 2. Lo scrittore dice che per ogni cosa c'è un tempo stabilito, un tempo per ogni attività sotto il cielo, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per radicare ciò che è stato piantato. Le stagioni della nostra vita non hanno lo stesso periodo che le stagioni naturali, no? Allora non è che io sto passando per un problema e so che, no, Attila, stai tranquillo, perché sono 3 mesi e poi passa. No, non è così. Le stagioni della nostra vita hanno un tempo diverso, no? Non hanno lo stesso tempo che le stagioni naturali. E non vuol dire anche che se in questo momento qui, in Italia, noi stiamo vivendo l'inverno, giusto? Anche se è un inverno, come sempre, come negli ultimi anni particolare, no? A parte che vedo che sempre noi diciamo, oh, quest'anno è più freddo dell'altro, no? Se no diciamo, no, quest'anno non ha fatto più freddo. Poi se tu inizi a guardare lo storico del meteo degli altri anni, siamo sempre lì, no? Sulla stessa cosa, un giorno caldo, un giorno freddo, ma noi abbiamo questa tendenza, quest'anno è peggio, quest'anno è fatto un caldo che non aveva mai fatto prima, no? E allora, anche se adesso in Italia noi stiamo vivendo in inverno, che è la stagione naturale, noi nella nostra vita
non viviamo le stesse stagioni allo stesso tempo. Magari io sto passando l'inverno. Vi dico che è da un po' che sta durando questo inverno. Magari Rose è nella sua primavera. Magari Lorenza è nella sua estate, Andrea è lì nell'autunno che sta vivendo. Perché? Perché le stagioni della nostra vita, la nostra vita è individuale, noi non le viviamo tutti insieme, no? E allora, anche se viviamo nelle stagioni diversamente, in tempi diversi, noi sappiamo che in tutto noi possiamo ottimizzare la nostra vita. È così o non è così? Possiamo scegliere di vivere al meglio tutto quello che noi stiamo vivendo. E allora io velocemente vi dico alcuni aspetti delle stagioni che noi possiamo imparare, tanto per arrivare all'inverno, che è quello che voglio parlarvi stamattina. L'autunno ci ricorda che noi dobbiamo lasciarci spogliare dalle nostre ragioni. Magari c'è qualcuno qua che sta vivendo l'autunno, no? Così come i fogli in autunno cadono dall'albero, no? Noi dobbiamo lasciare tutto quello che non ha più a che fare con la nostra vita. Dobbiamo lasciar cadere. Ci sono delle cose che devono andare via. Ci sono delle foglie secche che devono cadere dal nostro albero. E ci sono delle persone che magari stanno vivendo questo momento, no? Questo momento di avere queste ragioni, di avere questi stemmi. No? Io stavo leggendo ieri un messaggio che ho portato un po' di anni fa alla Chiesa, che parlava su di questo, sugli stemmi che ci definiscono, no? Sulle maschere che noi mettiamo, ma anche sui segni che gli altri mettono su di noi. Noi iniziamo a vivere condizionati da queste cose. Ah, lo straniero. Ah, il brasiliano. Non è così con tutti i brasiliani. Quando tu dici sono brasiliano, ah, la samba, il calcio. No, è così. Ah, sono siciliano. Ah, il canolo siciliano. Sono napoletano. Ah, la pizza. Wow, sono veneto. Oh, mangi solo polenta. Perché? Perché noi siamo così. Noi diamo gli stemmi, no? Diamo dei soprannomi, noi vogliamo definire le cose, e c'è un momento nella nostra vita, c'è una stagione della nostra vita dove noi dobbiamo decidere di lasciar cadere tutti questi stemmi, tutte queste definizioni, tutti questi nomi che ci danno in modo da poter vivere ciò che Dio ci sta chiamando a vivere, no? E allora abbiamo la primavera. Abbiamo imparato che è il tempo del nuovo. Ah, la primavera, quel profumo. A me piace, sapete, quando io inizio a sentire gli uccelli. Per me è una cosa stupenda. Dico, Signore, gli uccelli mi stanno cantando di nuovo. È meraviglioso sentire, vedere questo verde che scoppia. Chi non è mai andato a casa nostra, ci sono quelli che sono già andati. Noi abitiamo in un palazzo. Siamo stati molto benedetti, no? Abitiamo in un palazzo abbastanza semplice, antico, non è niente di che. Però il particolare di quel palazzo è perché è fatto a ferro di cavallo, no? E in mezzo c'è un parco pieno di alberi. Siccome questo parco non veniva custodito, perché ci vuole lavoro, no? Per custodire, il comune ha affidato questo parco al nostro palazzo. Quindi hanno messo delle seppie che hanno chiuso, quindi è una cosa che appartiene soltanto agli abitanti di questo posto, a noi che abitiamo lì, ma noi abbiamo un parco davanti alla finestra, e questa è una cosa meravigliosa, no? Una cosa che io ho chiesto a Dio sempre: Signore, a me piace la vista, allora voglio vedere qualcosa di bello. E gloria a Dio, da casa nostra noi vediamo il verde da tutte le finestre, no? E allora a me piace quando iniziano, no, a germogliare i fiori, quando tu guardi e ci sono le margheritine, no, che iniziano sul prato, c'è questo profumo di nuovo, c'è questa vita che sta venendo fuori, no? E questa è la primavera.
la primavera, no? Che è un tempo di raccolta, che è un tempo di speranza. Noi iniziamo a sperare di nuovo. Ti ho visto muovere le montagne. Io so che tu farai ancora, Signore. Vedo già i segni di questo. Vedo già i fiori che nascono. Ieri mio figlio, no, io lo spongo adesso. Mio figlio mi ha regalato dei fiori, no? Mi ha regalato dei tulipani, che sono i fiori che mi piacciono di più. Adesso iniziamo già a camminare verso la primavera, non è così? Andiamo ai negozi, vediamo già i fiori che iniziano a venire. E questo è il tempo della primavera. Tanti di noi magari stiamo passando questo nella nostra vita. Stiamo venendo da un inverno e le cose, i fiori iniziano a sbocciare, no? Questa è la primavera. L'estate è il tempo di godere, no? L'estate noi vogliamo goderci la vita, anche in chiesa, no? Noi ne sentiamo l'estate, no? Perché, no? Facciamo cose. Guardate, fratelli, noi abbiamo già fatto, per voi che siete nuovi, no? Di tutto di estate, no? Facciamo il culto domenica sera, facciamo il culto sabato sera, facciamo il culto venerdì sera, no? Perché per cercare di capire cosa va meglio, no? Perché di estate le persone vogliono andare al mare, vogliono godersi un po' la bella vita dell'estate, no? E questo è bene. Da un po' di anni noi abbiamo deciso, no, noi non muoviamo più, no? Il culto, la domenica, e noi dobbiamo anche sapere quali sono le nostre priorità, amen, perché sennò la chiesa va su e giù e non riusciamo a fare. Ma l'estate è questo momento, a chi non piace? A me non piace molto il caldo, soffro il caldo, però del resto, no? Uscire, fare le camminate, il profumo di mare, noi che abitiamo qua vicino al mare. Allora l'estate è il tempo di godere, ma è un tempo anche di essere provati. Non è vero? Perché a volte il caldo ci fa penare, no? E anche è un momento di preparare la nostra terra. Anche nell'estate si prepara la terra per ciò che sta per venire. Ma di tutte queste stagioni che io vi ho parlato un po', io vorrei parlarvi dell'inverno. E alla fine di questo messaggio io voglio raccontarvi come mai io sia venuta qui oggi a parlare di questo ancora. Amen. Così come in ogni stagione è necessaria nella nostra vita, anche l'inverno è necessario per fortificarci. No? All'inizio della Bibbia noi leggiamo in Genesi 8:22 che dice così: finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Allora ci sarà sempre l'inverno, andrà via, tornerà, l'estate andrà via, tornerà, la primavera andrà via, tornerà, l'autunno andrà via, tornerà. Perché? Perché noi dobbiamo capire che le stagioni vanno e vengono. Amen? Ci siamo fin qui? Allora guarda la persona che è vicino a te e digli: le stagioni vanno e vengono. Alcune caratteristiche dell'inverno: è un periodo freddo, a volte con la nebbia. Ieri noi stavamo tornando da Limina, lì a Limina era tutto pulito, no? Poi siamo tornati a casa io e Dani, era già tardi, no? Non so, era mezzanotte più o meno. E quando abbiamo iniziato ad entrare verso Mira, si è chiuso tutto, no? E lui ha detto: siamo a casa. No, siamo a casa, perché a Mira c'è sempre la nebbia, no? C'è sempre la nebbia, di estate c'è la nebbia, d'inverno c'è la nebbia, no? E allora l'inverno è così, no? A volte c'è la nebbia, le giornate sono più corte, ci sono tante giornate grigie. Questa settimana ha piovuto tantissimo, vero? Ma ci sono anche giornate di sole. Stamattina ho detto: Signore, grazie, no? Perché c'è il sole. Ci sono o non ci sono le giornate di sole? Soltanto sono meno frequenti. Sono una cosa un po' più, diciamo,
come posso dire, rara, grazie mille. Generalmente quando arriva l'inverno, che può essere dettato da alcune situazioni nella nostra vita, magari cito alcune situazioni e se volete citare qualcuna, magari il tuo matrimonio non sta andando in un buon momento, magari stai avendo problemi con i tuoi figli, non sai come avere a che fare con questa situazione. Ci sono delle persone che stanno passando per il lutto. Ci sono delle persone che stanno affrontando una malattia. O magari ci sono delle situazioni che noi non vediamo neanche, ma noi avvertiamo il freddo. Ti è mai capitato? Tu non sai. Uno ti chiede, ma cos'hai? Non lo so. Ma cosa stai affrontando? Non lo so. Ma sento freddo. Noi ci sentiamo soli. A volte le cose sembrano più buie. Sembra un po' che c'è il buio intorno a noi. E ci sono dei momenti, io non so se vi è mai capitato, in cui il nostro pensiero è: io voglio dormire e svegliarmi soltanto quando sarà passato. Tante volte, io non so voi, ma io ho avuto questo desiderio. Io voglio dormire e svegliarmi soltanto quando sarà tutto passato, tutto finito, no? L'inverno è un periodo di difficoltà e la Bibbia ci racconta anche di un esempio come questo. In Prima Re, capitolo 19, voi guardate, io vi incentivo a scrivere, a segnare, no, gli indirizzi. Settimana scorsa è successa una cosa molto bella, no? Dopo non è servito, però io sono rimasta contenta. Noi siamo venuti qui la mattina, il pastore Daniel ha portato la parola, io ho segnato tutti i versetti, tutto quello che, no? Le frasi che mi piacevano, tutto. Quando siamo andati a Vicenza, lui ha avuto un problema sul suo computer che non si apriva, diceva file danneggiato, no? E io ho detto a lui, tranquillo, che io ho portato il mio quaderno. Tu puoi predicare basato su questo. Ci sono tutte le referenze, perché sia io che lui non siamo bravi con gli indirizzi, no? Noi sappiamo i versetti, ma non siamo bravi a dire si trova in questo posto, si trova lì, si trova là. Ma dopo lui ha sistemato, ma sono rimasta contenta, no? E allora io vi incoraggio, no? Segnate, studiate a casa, leggete, magari dite no, guarda che il pastore, quello che ha detto non sono molto d'accordo, no? Potete farci le domande, a volte ci vorrà un po' per rispondere, perché quando ci fanno le domande noi andiamo a studiare profondamente, no? Per capire quello che sta, perché ci prendiamo sul serio le vostre domande, ok? Voglio dire questo, non è che rispondiamo sì, questo è così, no? Io lo so che lui è da un po' che studia per rispondere a una domanda fatta da lui, è da un po' che lo vedo là e guarda e studia e fa, no? Ho detto Signore, arriverà il giorno, no? Ma gloria a Dio per questo, perché siamo veramente scrupolosi con questo. Allora segnate, se poi avete domande fate, noi non sappiamo tutto, ma cercheremo di rispondere, no? E allora Prima Re, segnateli, Prima Re 19 dal versetto 3 e 4, dice così: Elia impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi, no? Sta raccontando della storia, voi conoscete la storia di Elia, no? Allora giunse a Bersabea di Giuda, là fece sostare il suo ragazzo ed egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, ossia, no, egli è andato, voglio stare più lontano possibile da qualsiasi persona, no, ha lasciato quello che lo accompagnava, poi ha camminato per un giorno per stare a distanza, no? Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Elia si nascose in una caverna, Elia scappò per salvare la sua vita. Lui si siede su un ginepro, lui ha chiesto al Signore: Signore, io voglio morire. Io non so se a te è mai capitato questo, e non voglio anche farti la domanda, alza la mano se hai già avuto il desiderio di morire, ma ci sono dei momenti in cui la stanchezza arriva
e noi non sappiamo più dove andare. E magari non diciamo, Signore, voglio morire, ma magari diciamo, Signore, io non ce la faccio più. Ed è successo questo a Elia. Elia non ce la faceva più. Allora noi non dobbiamo vergognarci di questi momenti, fratelli. Noi non possiamo essere delle persone che si mettono delle maschere e si vergognano di ammettere di avere dei limiti, di avere delle situazioni che non ce la fanno. Il pastore Daniel 2 settimane fa o 3, non mi ricordo, ci ha lanciato qui, no? Ci ha lanciato una predica, ci ha lanciato un messaggio che dopo c'era un po' di, come si dice, furore, si può dire così, tipo di borborio, no, borborio non ha, subbuglio, grazie Ori. Subbuglio, perché le persone volevano parlare di questo, no? E io ero lì, abbiamo fatto anche una ruota, no? E c'era Nicola, e c'era Marco, io non mi ricordo chi altro c'era, e parlavamo di questo, no? Perché tante volte, parlando di Paolo, dell'Apostolo Paolo, no? Che Paolo dice, io sono stato afflitto oltre alle mie forze. Sono stati afflitti. Allora noi non possiamo, non dobbiamo, non è non possiamo, noi non dobbiamo vergognarci di ammettere che non abbiamo forze. Perché? Perché quando noi arriviamo e consegniamo questo al Signore, noi abbiamo già parlato di questo sulla preghiera, no? Che noi possiamo dire di tutto quando stiamo pregando, solo non possiamo dire bugie. Sei triste? Con tutto il rispetto, perché Lui è il tuo Dio, Lui è il tuo Padre, ma tu puoi dire a Lui, io sono triste. Tu puoi dire a Lui, io non ce la faccio. Tu puoi dire a Lui, questo mi ha fatto male. Tu puoi dire a Lui, io non so se riesco a credere in questa situazione. Perché? Perché quando noi consegniamo a Lui, quando noi siamo sinceri a Lui, stiamo dicendo a Lui, io credo che Tu puoi aiutarmi in questa situazione. Ed è stato questo che Elia ha fatto, no? Lui ha detto, io voglio morire, io non ce la faccio più. Perché ci sono dei momenti nella nostra vita che questo succede. Però io voglio ricordarvi anche che anche nell'inverno il Signore parla con noi. Lui non ci lascia soli. Esistono nell'inverno alcuni agenti scaldanti. No, noi cosa facciamo quando sta arrivando l'inverno? Ci prepariamo, vero? Non è così? Ci vestiamo, no? Chi qua fa il cambio di guardaroba stagionale, no? Il guardaroba invernale, il guardaroba estivo, no? Noi mettiamo le giacche più pesanti. Io vi dico una curiosità. La migliore giacca in Brasile, che può costare anche molto di più di una giacca qua in Italia, perché in Brasile anche ci sono dei vestiti, dei brand costosi, delle cose di molta qualità, non tiene all'inverno dell'Italia. È vero o non è vero, brasiliani di turno? Mai una giacca brasiliana tu riuscirai a usarla qua e dire sto caldo, sto bene, non ho il freddo. Perché? Però anche l'inverso. Tu che compri la giacca qua in Italia non la userai mai in Brasile, anche se fa -2, anche se la nostra città, dico, userai 2 o 3 giorni, però non è una cosa, no? che puoi fare. Però comunque noi ci prepariamo. Io sono sicura, no? Il pastore Jean-Claude sta preparando una squadra per andare a Congo, no? Ad agosto. E io sono sicura che lui non sta dicendo preparatevi, prendete le giacche, no? Prendete gli scarponi da sci, no? Perché stanno andando verso il caldo, no? E noi ci prepariamo per l'inverno. Noi compriamo i guanti, noi ci copriamo il collo, noi mettiamo i berretti, no? Mandiamo i nostri figli come no? Quello della Michelin, no? Come quel pupazzetto della Michelin, perché sembrano così, tutti vestiti. Perché? Perché ci stiamo adoperando per riscaldarci per l'inverno.
E anche nel nostro inverno, nell'inverno della nostra vita, ci sono delle cose che possono riscaldare il nostro cuore, la nostra vita. La prima cosa, sono 5 cose soltanto che io parlerò. La prima è il perdono. E wow, Camilla, quando tu hai parlato stamattina lì, io dicevo, Signore, grazie, grazie, grazie di questa testimonianza, grazie di questo coraggio. Ci sono delle cose nella nostra vita, ci sono degli inverni dove è necessario perdonare, in modo che iniziamo ad avere di nuovo il nostro cuore riscaldato. Una delle cose più difficili che ci sia nella nostra vita, diciamo, e questo è uno studio di psicologia, no? Loro dicono che una delle cose più difficili che ci trattengono dal perdonare qualcuno è che noi pensiamo che se perdoniamo stiamo mandando un messaggio a questa persona che quello che lei ha fatto andava bene. E c'è tanta resistenza in questo. Noi non vogliamo perdonare tante volte perché pensiamo che l'altro penserà, allora non ho fatto niente. Allora quello che ho fatto andava bene. E invece no. Invece noi dobbiamo perdonare per noi stessi. Dobbiamo perdonare perché noi possiamo essere liberati da questo, per poter vivere una vita libera da tutto questo peso. Come Camilla disse, guarda, oggi noi potevamo anche chiudere tutto, pregare e andare a casa. Amen? Dopo questa testimonianza fortissima, no? Perché? Perché noi ci togliamo il peso con il perdono e questo inizia a riscaldarci, no? Non significa, allora se tu stai passando per qualsiasi situazione, se c'è qualcuno a cui tu devi perdonare, e io sto parlando anche questo a me, perché a volte le persone ci fanno del male, a volte per cattiveria, a volte per ignoranza, a volte per leggerezza. Tante volte non lo fanno per male, ma ci fanno del male. E noi dobbiamo perdonare. Dobbiamo perdonare. Allora se c'è qualcosa lì nel tuo cuore, decidi di perdonare. Signore, io perdono. Io passo, no, una gomma sopra questa cosa e voglio andare avanti. Voglio andare avanti e vivere quello che tu hai per me. No? Perdonare a una gente che può veramente riscaldarci il cuore, no? Mettiti i guanti del perdono. Amen? Amen. La seconda cosa, diciamo che questo può essere il nostro scaldacollo, no? È non stare solo. Il freddo a volte ci fa rimanere più chiusi, non è così? Noi diventiamo un po' più. Io penso che questo sia legato al clima, al meteo, no? Perché? Perché se noi andiamo, io vi dico, vi parlo da straniera, ok? Se io vado al sud, che sono già andata in Sicilia, wow, no? C'è tutto questo calore, no? C'è tutta questa, non so spiegare, no? Questo modo di essere più caldo, più accogliente, no? Siamo andati a Napoli, la stessa cosa, no? Ogni volta che vado a Napoli, io vi dico, c'è stato un momento, un paio di anni fa, no? Che io ho iniziato a farmi un po' di domande, perché dicevo, ogni volta che andavamo spesso a Napoli, e ogni volta di tornare il mio cuore faceva male. No, io amo Venezia, sono innamorata, questa città è il sogno della mia vita. Io da bambina sognavo di venire a Venezia, quindi non era... Però il mio cuore faceva male. Ho detto a Daniel, ogni volta che vengo a Napoli è più difficile andare via, no? Perché c'è questo calore, c'è questa cosa, no? Le persone sono molto calde e io credo che anche questo sia una questione di meteo. Perché? Perché io vengo da un posto in Brasile che fa freddo. E io non sono come le persone. Qua, chi è del nord-est del Brasile? C'è qualcuno? Del nord-est nessuno? Chi è? Ah, ecco, abbiamo già... Io sono sicura che da te ci si trova il caldo, no?
E allora siamo persone un po' più, no, io vengo, Aletea vieni dallo stremo sud, no? Vieni proprio, no? Dallo stremo, Rio Grande del Sud. Io vengo dalla città più famosa in Brasile che diciamo costruisce, posso dire, sforna persone antipatiche. È vero o non è vero? Tutti dicono, sei di Curitiba, no? Io sono di Curitiba, brasiliani, no? Diciamo che sono un'eccezione alla regola perché sono timida ma non sono antipatica, spero. Spero io. Però è una città che fa freddo, una città grigia, una città che... E poi i curitibani sono così. Quando fa caldo... Mamma mia, sto caldo, cioè non so, quasi muori, 20 gradi, no? Perché siamo abituati al freddo. Allora, no, tornando, il freddo ci fa essere così, no? Di estate vediamo i negozi tutti aperti, vediamo le cose, le persone che prendono gli spritz per strada, d'inverno alle 6 di sera tutto chiuso. E allora noi dobbiamo stare attenti perché questo è una cosa che... abitualmente facciamo quando sentiamo freddo. Noi vogliamo stare soli. Noi abbiamo sentito la differenza nella chiesa quando c'era il riscaldamento, quando non c'era. La veglia senza riscaldamento, a mezzanotte abbiamo detto, fratelli, andiamo a casa. Perché, vero o non è vero? Invece la veglia dopo il climatizzatore, siamo andati via. Erano quasi le 3 di mattina. No, abbiamo detto, fratelli, andiamo a casa. E tutti qua. Ho detto, no, adesso andiamo che dobbiamo riposare, no? Allora c'è questa differenza quando noi sentiamo freddo. Siamo più rigidi. E questa è una cosa che noi dobbiamo stare attenti. Se fa freddo nella tua vita, se stai sentendo freddo in questo momento, non rimanere solo. Non isolatevi, non state lì, non voglio nessuno, non voglio parlare con nessuno, non voglio pregare con nessuno. Anzi, noi dobbiamo cercare delle persone che ci riscaldino, delle persone che ci parlano dell'amore del Signore, che ci ricordano, che ci aiutano a portare a memoria ciò che ci fa sperare. Perché ci sono tanti momenti che noi abbiamo bisogno di questo, fratelli. Fratelli, io non so se vi ho raccontato questo, un giorno io sono uscita dal medico, ero molto turbata. Non era successo niente, nessuna brutta notizia, però anche a volte noi ci stanchiamo. È normale, è naturale questo. E io sono andata dal supermercato Lando, no? E c'è un ragazzo, un macellaio lì, che noi ormai sono quasi 20 anni che noi andiamo lì, quindi conosciamo tutti, conosciamo quelli che sono andati in pensione, conosciamo i nuovi, no? E c'ero io e Daniel, no? Siamo andati lì a prendere qualcosa, lui mi ha guardati e ha detto, lo sai che io sono sicuro che passerà presto. Sii coraggiosa, perché so che passerà. Io mi sono messa a piangere lì. Poi il giorno successivo, un po' di giorni dopo, io sono andata da lui. Io ho detto a lui, tu sei stato usato da Dio nella mia vita. Hai riscaldato il mio cuore in un momento in cui ero stanca. E lui si è messo a piangere. E mi ha detto, io ti ringrazio. Non sapevo di poter essere usato così. E oggi guai a lui, no? Guai a lui no, guai agli altri che non ci danno quello che noi vogliamo. Se lui c'è, pochi giorni fa ho chiesto un taglio e era un altro ragazzo, lui ha detto non c'è. Ho detto ok, ma non puoi guardare dentro? No, non posso. Lui ha detto cosa succede qui? Ho detto no, prendo io. No? E allora abbiamo fatto un amico, ma è importante avere degli amici, io non so se mi sto facendo spiegare, non isolatevi, no? Siate aperti, cercate qualcuno, Signore io voglio conoscere i tuoi amici, Signore, io voglio conoscere, con questo non voglio dire in Brasile va di moda, dire questo, Gesù, voglio conoscere le tue amiche, ormai è diventato un po', no? Che dopo noi che non siamo molto di questi modismi,
rimaniamo resistenti ad alcune cose, no? Ma noi dobbiamo essere veri, sinceri in questo. Signore, io voglio conoscere le persone che possono riscaldare il mio cuore, voglio conoscere le persone che possono parlare a me la verità, che possono portarmi la tua parola, che possono portare ciò che mi fa sperare, no? Paolo stesso disse alla chiesa di Corinto, poi se volete segnare, in 1 Corinzi 16:6, lui ha detto che voleva passare l'inverno insieme a loro. Ha detto: non voglio passare l'inverno se non con voi. Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, poiché la Macedonia intendo solo attraversarla, ma forse mi fermerò da voi, o anche passerò l'inverno, perché siate voi a predisporre il necessario per dove andrò. Non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi, se il Signore lo permetterà. Lo sapete, a volte noi siamo lì nell'inverno e abbiamo bisogno di quelle persone che ci siano vicini a preparare ciò che noi abbiamo bisogno per passare questa stagione, per passare, no? Per andare, per camminare nel processo della nostra vita. Allora, magari in chiesa tu non conosci ancora molte persone. A volte mi dispiace quando le persone passano per la chiesa e non si conoscono tra di loro. È già successo tante volte che dicono: io conosco bene te, il pastore, ma non conosco bene le persone. No, noi possiamo conoscerci, noi possiamo presentarci, noi possiamo andare a mangiare insieme, noi possiamo fare tante cose, no? Perché non sto dicendo di gruppetti che sono lì a isolare l'uno dall'altro, ma sto dicendo dell'unione del corpo di Cristo. Perché essendo guidati dal Signore non c'è problema. Il problema è se fate dei gruppetti per sparlare, per criticare, per dire delle cose che secondo voi dovrebbero essere fatte, ma voi in verità non state facendo niente. Lì non abita la benedizione. Noi abbiamo bisogno di persone che ci riscaldino, che ci danno quello che è necessario per noi affrontare l'inverno che stiamo affrontando. I fratelli, l'inverno arriva per tutti. Io parlavo con una persona pochi giorni fa e lei mi disse che una delle sue grandi difficoltà è perché è successo a me. Sono io che sono in peccato. Perché tante volte la Chiesa giudica. Sta passando una situazione difficile, sarà in peccato. È vero o non è vero? Chi non è mai stato sentito o non ha mai fatto questo? Perché può capitare, fratelli. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Io non sto dicendo qui, alza la mano se tu hai mai giudicato qualcuno, ok? Ma dentro del tuo cuore tu sai che lo hai già fatto. Perché noi facciamo, perché noi giudichiamo, perché noi vogliamo avere ragione, perché tante volte noi pensiamo di sapere tutto. Ma tornando, noi non possiamo vergognarci di stare passando per un inverno, perché l'inverno arriva a tutti. L'inverno arriva a tutti. Allora noi abbiamo bisogno di cercare compagnia, di cercare amici, di cercare persone che ci parlano. Quello che Paolo dice: io voglio che mi venga alla memoria ciò che mi fa sperare. Magari c'è qualcuno già nella tua vita, allora semina in questo. No? Continui a investire in questa amicizia, prega, sii anche tu l'agente riscaldante di qualcuno, perché noi anche non dobbiamo solo ricevere, ma dobbiamo anche dare, dobbiamo anche noi avere una parola di conforto, dobbiamo anche noi, no, saper parlare qualcosa. Pochi giorni fa ero in ospedale e ho un'amica, voi sapete, la Najid, che voglio un mondo di bene a lei. E Najid è sempre quella solare, quella che mi porta le cose, porta acqua, E Najid era per terra quel giorno. Io ero lì 5 minuti di sala d'attesa. Lei: io sono stanca, Mariana, io non ce la faccio più. E io ho iniziato. Ero in una stanchezza anch'io quel giorno, non potete immaginare. Però ho iniziato: no, Najid, no. Guarda che sta finendo. Noi abbiamo iniziato a parlare, ho iniziato a parlare con lei, no? E sono sempre lì. E
Ed è difficile quando tu parli con qualcuno che crede diversamente di te, non è semplice. Però io ho detto, guarda che io sono qui e so che il Signore si prende cura di noi. Dopo, perché lei aveva la visita, io avevo la terapia. Lei è venuta in sala terapia. Dopo la sua visita, io ero lì, lei è venuta, mi ha abbracciata e tutti guardano, no? Perché dicono, ma queste qua, no? Mi ha abbracciata, mi ha dato un bacio, mi ha detto, va tutto bene. Ho detto, visto, vai a casa, riposati e noi continuiamo. Noi dobbiamo anche nel nostro inverno capire che dobbiamo essere degli agenti che riscaldano il cuore delle persone. Allora se tu non hai nessuno, non avere paura, perché a volte, fratelli, noi vediamo che senti il freddo. Io riesco a capire che Aletea ha freddo se la guardo, che ovviamente dobbiamo guardare, no? Adesso in questo momento Tea ha, no, la giacca, diciamo la giacca, perché? Perché ha freddo. Se guardo le mani di Orietta e faccio attenzione, vedo che sono bianche, che lei ha le unghie viola, so che ha freddo. Allora ci sono delle situazioni, e sai come i bambini, non so se vi è mai capitato, no? Che tu dici, hai freddo? No, non ho freddo, specialmente quando sono in piscina, no? Hai freddo? No. Noi sappiamo, noi avvertiamo, e a volte noi siamo lì, no? Viola, tremanti, e qualcuno ci dice, hai freddo? E noi diciamo, no, non è una vergogna. Non è una vergogna. L'inverno arriva per tutti. Allora se tu sei nel tuo inverno, cerca qualcuno che possa riscaldarti. O soprattutto il Signore, perché la sua presenza può riscaldarci. Ma anche tra di noi possiamo essere riscaldati. Amen. Amen. Terza cosa, adesso velocizzerò. Apprezza il paesaggio. Amen. Questa anche è la mia preferita, no? Quando ho parlato del parco oggi, no? A casa mia. Apprezza il paesaggio. Io lo so che a volte l'estate è dura, ma non c'è cosa più bella che guardare la catena di montagne delle Dolomiti e vedere la neve. Vedere quanto grande è Dio e ricordare che sia Lui che ha creato quelle montagne, no? Ricordare che il salmista dichiarò che i mari e i monti si inchinano a Lui e che non c'è nessun caos che possa resistere alla sua potenza. Questo ci fa sperare, questo ci fa camminare in avanti, questo ci riscalda il cuore, questo ci ricorda che noi possiamo sì apprezzare che c'è bellezza nell'inverno. Non sono i fiori della primavera, ma c'è la neve. Ci sono gli alberi. A me piace tantissimo andare a Cortina, no? Lì verso il lago, poi il lago di Misurina, no? Poi il lago di Baies. Vedere ciò che Dio fa, vedere la bellezza, la purezza, vedere la bellezza dell'inverno. Apprezza il paesaggio. Anche negli alberi che sembrano secchi c'è bellezza. Comincia a guardare in te, comincia a guardare dentro di te, spoglio di tutto, perché già non è rimasto un foglio, ma esiste la bellezza di essere ciò che tu sei, perché quando ti senti così spoglio, devi ricordarti che è quello che Dio vede ogni giorno nella tua vita, ed è questa che Lui ha amato. La sua parola dice, Lui dichiara a noi, io che con un amore eterno ti ho amato. Io che conosco te, le tue debolezze, che conosco i tuoi limiti, che conosco i tuoi difetti. Io che guardo la Mariana, non guardo mai la pastora, la mamma, non guardo la moglie di Daniel, io guardo la Mariana. Io con un amore eterno ti ho amato. C'è bellezza nell'inverno. Apprezza il paesaggio.
mentre tu stai camminando. Perché quando arriva la primavera, la neve va via e non hai più i paesaggi bianchi da guardare. Adesso sì, hai un altro paesaggio, ma ammira questo, perché c'è bellezza anche in questo. Quarta, ricordati che l'inverno è necessario per la tua crescita. Le temperature basse, no? L'Isla è qui, Aletheia, che sono infermiere, non so se c'è il pastore Jean-Claude, è un medico, no? E non so se ci sono altri qui, ci sono delle OS, no? Che sanno questo dell'area della salute, della sanità, no? Che quando le temperature si abbassano, no? Provocano una vasocostrizione, ossia, no? Le nostre vene si chiudono, ok? Si restringono, e questo può, no, aumentare la pressione, può fare un sacco di cose, giusto? È così? Sì? No, non sto parlando con te, no? Allora la quantità di sangue che va al nostro cervello e a tutti gli organi, no? Funzionano meglio. Perché? Perché c'è un lavoro più intenso con le basse temperature. E questo succede anche a noi. Nell'inverno è il tempo di concentrarci su quello che sta succedendo dentro di noi. Guarda dentro di te, inizia ad avvertire le cose che stanno succedendo dentro di te. Magari tu guardi allo specchio, gli altri ti guardano e vedono un albero spoglio, perché siamo spogli, ci hanno tolto le foglie, ma la ninfa continua a correre dentro di noi e ci fortifica per quello che arriverà. Ricordati chi è per la tua crescita, e questo è necessario. E la quinta e ultima cosa, ricordati che è una stagione e allora non durerà per sempre. L'inverno è il momento migliore per le piante, per gli alberi, per rilassarsi, per stare tranquilli, per prepararsi alla prossima stagione. Stanno dormendo, ma non profondamente. Il gelo sulle piante aiuta loro ad accumulare la forza di cui hanno bisogno per crescere e per rifiorire in primavera. Sai, quel peso ti aiuta a creare muscoli, creare forza per poter affrontare ciò che verrà, tutto il nuovo che verrà. Ma noi dobbiamo ricordarci, anche questo passerà. Anche questo passerà. E noi non possiamo dimenticarci di due premesse. La prima, Dio ti conosce. Dio vede. Lui conosce i tuoi limiti. Anche se le afflizioni sono più grandi di quello che noi possiamo sopportare, Lui non ha perso il controllo. Lui non perde mai il controllo. L'inverno passa, i pesti, i boccioli sorgono per l'arrivo della primavera. Noi dobbiamo credere che in ogni stagione che noi viviamo, noi dobbiamo ottenere le nostre radici più forti, essere più radicati, e noi vinceremo con l'aiuto del Signore. Noi passeremo, noi sopporteremo, noi sopravvivremo, noi cresceremo, noi saremo più forti, noi saremo meno noi e più Lui, noi saremo spogli di orgoglio proprio, noi saremo spogli delle nostre ragioni, delle convinzioni. Perché? Perché saremo lì a lasciare che sia il suo peso, il peso della sua gloria sulla nostra vita, che ci faccia rinforzare le nostre radici. Magari tu sei in questo momento, magari non solo fuori, ma anche dentro di te.
c'è un inverno un po' freddo, nevica. E io voglio dire che se questo messaggio sta parlando a te, tu sei importante. Perché il Signore ti ama e Lui cambia le cose per poter raggiungere un cuore. Io avevo un altro messaggio da portare stamattina in chiesa. Avevo tutto nel mio cuore, tutto, no? Io con alcune cose sono molto veloce, per altre tipo parlare sono lenta, ma con alcune cose a me sono molto veloci, no? E io parlo con Daniel e dico questo. Ieri tornando da qua io ho detto ma domani predichi tu, e abbiamo iniziato, no, un'argomentazione lì, predica lui, predico io. E ho detto va bene, allora predico, no? E sono arrivata a casa e avevo già qualcosa, no? Avevo sicurezza di quello, perché domenica scorsa avevo già sentito questo nel mio cuore. E ho iniziato a preparare, no? E allora ho detto sì, ma io ho degli appunti su questa cosa, però sono sul mio computer che è in chiesa, non sono su questo computer qua. E noi eravamo senza la chiave della chiesa, niente, dovevamo andare a Libena, no? E ho detto a Daniel, ma tu mi porti in chiesa che voglio prendere i miei appunti? E lui ha detto sì, ti porto. Siamo andati a casa di Filippi, abbiamo preso la chiave in prestito, no? Siamo venuti in chiesa e mentre Daniel sistemava alcune cose io cercavo dove sono questi appunti. Alla fine io ho scoperto che non avevo mai avuto gli appunti, ma io in verità avevo già tutto pronto a casa, perché ho detto a lui guarda che non serve neanche che io vada in chiesa, perché ce l'ho qua già quello che voglio parlare. E lui ha detto no, ma andiamo, perché Filippi ha appena scritto che a casa possiamo prendere la chiave. E quando io sono venuta in chiesa, che stavo cercando questi appunti, io ho visto questo messaggio e lì ho detto Signore, ma io ho già parlato di questo. Ed è venuta una frase per me e io voglio dire questa frase a te. Tu vai e di così. Se questo messaggio, a chi è questo messaggio? Io ho mandato questo messaggio perché io ti amo e voglio che tu possa vincere. E allora io non so se qualcuno di voi sta passando per questo momento. Io non so e non voglio neanche dire se tu stai passando questo momento. No, perché io sono qui in obbedienza al Signore. Io ho pregato, io ho chiesto, io avevo qualcos'altro da portare. E lui mi ha detto tu porta questo messaggio e digli che io ti amo e questo messaggio è per te. Tu che stai ascoltando, io sono sicura che questo messaggio è per qualcuno che è qui. Io voglio che tu ti ricordi di questo. Il Signore ti disse che ti ama e che ti sta mandando questo messaggio, che Lui non ha perso il controllo della tua vita. Amen. Magari tu trovi tutto grigio in questo momento, c'è il vento, fa freddo, ma ricordati che anche se non vedi c'è qualcosa che sta succedendo dentro di te. C'è qualcosa che sta cambiando. Sembra non avere fine, ma finirà. E noi chiederemo insieme adesso. Io voglio invitarti ad alzarti. Voglio invitarti ad alzarti. Io voglio invitarti ad uscire dal tuo posto. Io voglio insieme Pastore Daniel e Pastore Jean-Claude, noi vogliamo pregare per voi. Vogliamo che voi pregate gli uni per gli altri, ma vogliamo anche che voi veniate qui e noi vogliamo pregare per la vostra vita. Vogliamo benedirvi, vogliamo chiedere la presenza del Signore, perché non c'è coperta più pelosa, più confortevole che avere la presenza di Dio nella nostra vita. Per affrontare qualsiasi inverno noi possiamo affrontare, perché Lui ci riscalda, la Sua presenza ci riscalda, la Sua presenza è preziosa. E noi vogliamo chiamare il Signore. Io non voglio affrontare questo inverno se tu non vieni insieme a me. Quando Mosè chiese al Signore, quando Dio chiamò Mosè, in Esodo 3 potete leggere che Dio chiamò Mosè e disse: Mosè, tu vai
devi fare questo, quello. E Mosè ha chiesto a lui, ma io, a nome di chi dirò che io sono lì? Ma dopo, se voi leggete Esodo 33, Mosè aveva già conosciuto il Signore. E quando il Signore disse, Mosè, adesso muoviti con loro, cosa ha risposto Mosè? No, se tu non vieni con me, io non vado da nessuna parte. Ed è questo che io voglio pregare per la tua vita oggi. Voglio che tu preghi con gli altri, ma io voglio pregare anche per te. Voglio che Daniel preghi per te. Noi vogliamo che la sua presenza sia lì a sostenerti, a riscaldarti il cuore. Che lunedì, che martedì, che mercoledì, che giovedì, che venerdì, che sabato abbiano la stessa gloria che la domenica mattina quando tu sei nella comunità. Amen. Che tu possa essere sostenuto da questa presenza, perché noi abbiamo bisogno. È Lui che ci riscalda. Amen. Potete iniziare a venire in spirito di preghiera. Amen. Venite, noi pregheremo per te. Poi se vuoi andare da qualcuno, abbracciare questa persona, pregare per questa persona, noi saremo qui adesso in un ambiente di preghiera. Amen. Amen. Venite avanti, vi incoraggio a venire. Venite, preghiamo insieme. Pastore Jean-Claude, vieni, dacci una mano. Rose, dov'è la Rose? È andata via? Ok. Allora venite. Sei un padre imparziale, il Dio che non abbandona. Sei il centro dell'esistenza, venuto per aiutare. Re dei re, voglio te. Re dei re, niente è più grande di te. La tua presenza invade il mio cuore. Il tuo spirito ristora ogni parte di me. La tua presenza è più preziosa dell'oro, immenso Dio, immenso Re. Tu sei un padre imparziale,
sei il centro dell'esistenza, venuto per aiutare. Re dei re, voglio te. Re dei re, niente è più grande di te. La tua presenza invade il mio cuore, il tuo spirito ristora ogni parte di me. La tua presenza è più preziosa dell'oro, immenso Dio, immenso Re. La tua presenza invade il mio cuore, il tuo spirito ristora ogni parte di me. La tua presenza è più preziosa dell'oro, immenso Dio, immenso Re. Continua. Vali più di quel che ho, più dell'aria che respiro. Vali più di quel che ho, Gesù, Gesù. Vali più di quel che ho, più dell'aria che respiro. Vali più di quel che ho, Gesù, Gesù. Vali più di quel che ho, dell'aria che respiro. Vali più di quel che ho, Gesù, Gesù. Come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno. Come vorrei vederti adesso davanti a me. Porta il cielo in questa stanza. Vivi dentro me e voglio il fuoco nella vita mia. Riempimi di te e sono qui. Portami nella tua gloria.
cui ho bisogno, come vorrei vederti adesso davanti a me. Porta il cielo in questa stanza, in questa stanza. Vivi dentro me e voglio il fuoco nella vita mia. Riempimi di te e sono qui. Portami nella tua gloria, nella tua gloria. Voglio di più della tua presenza, perché c'è di più. Il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Voglio di più della tua presenza, perché c'è di più. Il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. La tua gloria, la tua gloria. Riempi questo posto, riempi questo posto con la tua gloria, con la tua gloria. Riempi questo posto, riempi questo posto con la tua gloria, con la tua gloria. Riempi questo posto, riempi questo posto. Vali più di quel che ho, più dell'aria che respiro. Vali più di quel che ho, Gesù, Gesù.
sei santo, tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù, tu sei santo, tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Amen. Applauda il Signore, il più forte che puoi, più forte, più forte, più forte. A Lui sia la lode, la gloria, l'onore in eterno. Alleluia. Amen. Amen. Gloria a Dio. Che lo Spirito Santo possa continuare a ministrare nei vostri cuori. Che lo Spirito Santo continui a parlare nei vostri cuori. Magari il tuo inverno sta diventando un po' lunghetto, il tuo inverno non va via, no? Ma che il Signore possa aiutarti a vedere le bellezze dell'inverno e che tu possa crescere in questo inverno, perché fra un po' i fiori sbocceranno, la primavera verrà fuori e lo Spirito Santo porterà sollievo. Perché? Perché Lui è al nostro fianco e non ci abbandonerà mai. Amen. Vi do velocissimo, signore, oggi abbiamo battuto il record. 27 febbraio noi abbiamo la nostra veglia. Mettetela sulla vostra agenda, non prendete impegni, saremo qui a pregare, a cercare la presenza del Signore, no? È stato meraviglioso, non abbiamo avuto freddo, questa è una benedizione. No? Perché quelle cose abbiamo dovuto finire prima perché i fratelli erano tutto così, no? Ma è stato molto bello. Allora sforzatevi di venire, no? Se non potete restare fino alla fine, restate fino a mezzanotte, fino all'una, quello che potete, ma è un tempo di cercare il Signore. Gesù Cristo sta tornando e dobbiamo cercare la sua presenza. Convegno delle donne meravigliose che non avete fatto ancora le vostre iscrizioni, no? Fatele perché sarà un tempo di festa lì, un tempo di tuffarci nella presenza di Dio. Non perdete questa opportunità. Come Mariana ha detto, se avete delle domande, se avete dei dubbi, venite, parlateci, no? Se avete delle difficoltà in qualsiasi situazione, parla con Nicola, questo risolve lui, no? Ma noi siamo qui pronti per sentirvi e per lavorare in modo che voi possiate essere lì, perché io so che sarà una bellissima esperienza per voi. Amen? Questa settimana, da martedì fino a sabato, noi abbiamo la settimana missionaria. Noi saremo qui tutta la giornata, dalla mattina fino a mezzogiorno. Noi avremo prediche, studi sull'evangelismo e tutta quella cosa lì. Dopo mangeremo, no? Il pomeriggio noi usciremo per strada, faremo l'evangelismo per strada. E di sera ci riuniremo qui in chiesa. Allora il programma è così: tutta la giornata noi faremo da Pastore Fabio, no? La mattina tutto quanto lì, e anche i pasti noi faremo lì, perché lui ha la cucina attrezzata là. Allora lui ha dato la disponibilità e allora noi faremo lì dal Pastore Fabio dalle 9 fino a mezzogiorno, mangiamo lì, no? Dopo usciamo per strada, torniamo di là, facciamo la cena là. E dopo la riunione di sera si fa qui, ok? Perché lì non si può fare rumore. Alle 19 noi siamo qui per il culto di sera e tutti voi siete invitati, no? Allora, mercoledì, giovedì e venerdì non abbiamo le nostre riunioni, no? Come le facciamo ogni settimana, ma voi siete non invitati, ma convocati a venire lo stesso. Voi siete convocati a venire lo stesso. Quelli che vengono di mercoledì, quelli che vengono di giovedì, i ragazzi, tutti voi da venerdì, siete convocati a venire.
vogliamo la vostra presenza qua, no, sforzatevi di venire, sforzatevi per venire, perché io so che sarà di benedizione. Non puoi stare qui tutte le 5 sere, vieni una, vieni 2, vieni 3, sarà di benedizione per la tua vita, no? Non è perché noi abbiamo la voglia di vedere la chiesa piena, no, è perché sarà di crescita per voi. Amen. Mettiamoci in piedi e preghiamo. Voglio ringraziarvi, tutti quelli che sono qui per la prima volta, che ti stanno visitando oggi, no? Gloria a Dio per la vostra vita, i nostri fratelli da lontano, quelli da vicini, che Dio vi benedica tanto, che il Signore vi tolga le stanchezze, rinnovi le vostre forze, no? Perché so che tanti di voi fate tanti chilometri per venire qui, e che il Signore vi possa benedire potentemente, no? E che sia una settimana strabenedetta nella vostra vita. Amen. Preghiamo. Camilla, grazie della tua presenza, che Dio ti benedica tantissimo, è stato un onore averti qui, e quando vuoi tornare sai che le porte sono aperte per te qui. E anche un benvenuto a Pedro, che ci ha mollato per 4 mesi e oggi è tornato, gloria a Dio, no? Allora preghiamo. Caro Padre, grazie Signore per questa mattinata meravigliosa nella tua presenza. Alleluia, noi ti glorifichiamo per tutto quello che tu hai fatto, Signore. Noi ti glorifichiamo perché ci hai parlato, Signore, e noi ti lodiamo perché ci hai confrontati, e che noi possiamo davvero crescere con questa parola e ricordarti, Signore, sempre che tu ci sei, che tu non ci lasci mai, che tu ci liberi da ogni male, che tu ci dai la forza per andare avanti, Signore, e che quando le nostre gambe non reggono, Signore, tu ci sei lì, che ci prendi tra le braccia, Signore, e noi continuiamo a camminare con te, perché tu sei fedele in ogni cosa. Adesso, Padre, portaci a casa in pace, in sicurezza, dacci una settimana benedetta nella tua presenza, benedici il culto lì, Signore, a Vicenza, sto pomeriggio, Signore, noi saremo lì con i fratelli, che sia un tempo di benedizione anche lì. Padre, disturba i fratelli, falli venire, Signore, alla riunione questa sera, Signore, e che possiamo essere in tanti anche lì per la gloria del tuo nome. E guida il tuo popolo, guida e benedici il tuo popolo, quelli che hanno visite mediche, Signore, noi cacciamo via ogni sorta di malattia nel nome di Gesù. Padre, che il risultato degli esami, delle visite sia per glorificare il tuo nome. Quelli che hanno problemi da sistemare, Signore, noi mettiamo tutto davanti a te e ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che tu stai già lavorando in favore del tuo popolo. Grazie. Benedici la vita di ognuno, e che domenica prossima possiamo essere qui numerosi. Benedici questa settimana di studi, lettura biblica, di preghiera che noi avremo qui, di evangelismo, Signore, che questo possa fruttare anime per il tuo regno. È questo che noi chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, andate in pace, salutatevi. Camilla sarà lì fuori, no, con tutto il suo materiale, passate di là, benedite il suo ministero, no? Incoraggiatela ad andare avanti lodando il Signore. Non dimenticate.